continuiamo ad occuparci di pomodoro sempre qua da Fornio nel Parmense con gli attori di questa filiera. Quindi Previate prima accennava al discorso della concentrazione, della maturazione, insomma, quindi con qualche problema risolto. Aldo Rodolfi, parte industriale, questo che cosa ha comportato per voi nel, diciamo, ritiro del prodotto da trasformare? Ha comportato che è stata un'estate, una lavorazione un po' anomala, nel senso che i giorni lavorativi sono stati inferiori rispetto a quelli programmati, perché la stagione non è stata né particolarmente precoce né particolarmente lunga a livello di giorni di lavorazione. Le industrie di trasformazione del nord Italia hanno lavorato nei periodi di maggior richiesta di consegna da parte agricola dei quantitativi record mai lavorati in altre annate, quindi la parte industriale ha fatto di tutto per lavorare i quantitativi che erano a disposizione. Questa concentrazione, questi giorni inferiori nella lavorazione hanno comportato che sono mancate certe produzioni che il mercato richiede maggiormente. Per darvi un'idea, i prodotti a base di polpa di pomodoro, dove occorrono giorni di produzione per fare i programmi, sono stati prodotti in maniera inferiore. E d'altro canto, per soddisfare la richiesta di consegna da parte agricola, abbiamo invece prodotto più concentrati, dove, soprattutto nei giorni dove c'era più richiesta di consegna di pomodoro. Ecco, Rodolfi, poi parleremo anche delle evoluzioni di questo prodotto qua, che negli ultimi anni, oltre a una spinta sul biologico, ma anche sul datterino, che vedo che comunque il consumatore apprezza sempre di più. Parliamo adesso un po' con gli agricoltori, perché a volte c'è anche, come devo dire, un po' di contrasto, no? Per quel che riguarda ovviamente la formulazione del prezzo per tonnellata di pomodoro. In termini contrattuali, insomma, è chiaro che più si formula un contratto ad inizio campagna e più ci sono delle certezze per quel che riguarda il prezzo che viene corrisposto agli agricoltori. Chiedo a Fabio Girometti, insomma, ci sono dei meccanismi che possono, insomma, alla fine assicurare una gratificazione, insomma, equa per quel che riguarda voi produttori e che ovviamente deve rapportarsi con il mondo dell'industria, che è la vostra, fra virgolette, controparte, insomma, uso questo termine. Sì, allora, quella che è un po' la nostra proposta, il nostro punto di vista come Confederazione Italiana Agricoltori è quello, appunto, seguendo un attimino le linee guida che ha appena espresso Aldo Rodolfi, ma sono anche le esigenze di altri industriali, appunto di allungare la campagna. Per allungare la campagna bisogna far sì che ci sia il pomodoro dall'inizio alla fine della campagna, e quindi gestire i trapianti in un modo diverso. Gestire il trapianto in modo diverso è rischioso da parte dell'agricoltore, spingere sul precoce, sul tardivo, e quello che chiediamo è di riconoscere questo rischio sul precoce e sul tardivo, in modo che l'agricoltore sia più propenso a rendere più consistenti questi trapianti, e quindi a rendere più consistente la raccolta nella parte iniziale e nella parte finale della campagna. Zed, è d'accordo con quello che dice Girometti? Insomma, quali sono qualche altro suggerimento, insomma, che viene dalla parte agricola? Assolutamente d'accordo, anche perché ne abbiamo visto gli effetti in questa campagna. Altri aspetti che possono dare un riscontro utile a tutta la filiera sono le tematiche legate alla qualità e alla valutazione della qualità, perché argomento spesso dibattuto sia in fase di trattativa che in fase di campagna, perché attraverso la valutazione dei parametri qualitativi si può variare notevolmente il prezzo, e quindi questo poi i produttori lo vedono direttamente nelle loro tasche. Per fare questo, l'accordo quadro che l'industria di trasformazione sottoscrive con le associazioni di pomodoro prevede una tabella qualità con diversi indici e parametri che però non sempre corrispondono a dati oggettivi. Diciamo che c'è sempre una certa componente di soggettività che fa la differenza, soprattutto in campagna e soprattutto nelle campagne difficili.
Per questo abbiamo la fortuna di avere un organismo interprofessionale che è un patrimonio anche di numeri, di dati, di analisi e statistiche. Cerchiamo di utilizzarlo per utilizzare parametri quanto più possibile oggettivi, per poi arrivare in fase di campagna ad avere il prodotto pomodoro che ha la stessa valutazione, lo stesso apprezzamento quando entra nello stabilimento di tutte le industrie. Brusatassi, io ho letto un po' sulla stampa che lei ha individuato in 8 punti una sorta di decalogo, insomma, per mettere a sistema e per rendere più efficiente tutta la filiera. Allora, ovviamente non abbiamo il tempo di sviscerare tutti gli 8 punti perché avremmo bisogno di diverse trasmissioni. Sinteticamente, qual è la sua opinione per mettere a sistema o comunque cercare di migliorare la filiera? Guarda, oggi penso che sul passato ci hanno già parlato gli altri. Io vorrei interpretare il futuro del pomodoro. Perché questo? Lo dissi già in un'altra riunione, che se per caso si riuscisse, o per volontà, a unificare il mondo agricolo, che oggi non è univoco, perché la Coldiretti e il Casalasco sono fuori, e io ritengo che questi devono rientrare nell'interesse di tutti, perché quando noi andremo a parlare della PAC, di questa roba qua, se andiamo là in 5 forse riusciamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, dei danni, mentre invece se dovessimo andarci uniti con una voce sola probabilmente si potrebbe anche. Quindi coesione del mondo agricolo e non solo, insomma. Cioè, no, e non solo. Poi a me interessava un'altra cosa che credo che sia indispensabile, l'hai detto anche tu prima, la questione dei pagamenti riferiti al BRICS. Credo che sia arrivato il momento di fare un ente terzo, ma non come abbiamo sempre fatto con delle cose strane, con delle cose stranissime. È sufficiente che l'OI o il distretto, come hai detto prima, che non è il distretto ancora, dopo poi lo riprenderemo il discorso del distretto, che si possano prendere in affitto i posti dove c'è l'allocazione per fare il BRICS e la valutazione del prodotto, in modo che sia non della fabbrica perché c'era dentro e non dell'agricoltore perché c'era dentro, ma perché sono dell'affittuario, che in questo caso dovrebbe essere lui, barra distretto. Facendo questo ritengo che si faccia un passo avanti non di poco conto, altrimenti cosa succede? Come al solito, che negli anni buoni una cosa, negli anni cattivi quell'altra cosa. Io non lo dico perché tutti lo sanno cosa intendo. Quindi un ente imparziale che fa una valutazione qualitativa del pomodoro, e quando lei diceva BRICS, per i non addetti ai lavori, il BRICS è il contenuto zuccherino del pomodoro, no? E quindi, ecco, a proposito di BRICS e contenuto zuccherino, faccio un passo indietro e torno anche al discorso propriamente produttivo. Previati, abbiamo detto datterino, che ci sono alcune specie di datterino, di pomodoro datterino che adesso viene trasformato, quindi con una dolcezza, io la chiamo così, quindi con un grado BRICS per intenderci e usare un termine tecnico, viene sempre più avanti perché c'è comunque una richiesta e comunque cambiano anche le metodologie di coltivazione, quindi cambiando anche questo diciamo meccanismo per cui prima c'era un prodotto, un pomodoro di un certo tipo, adesso invece si cambia, quindi sono cambiate anche le tecniche da questo punto di vista in funzione del prodotto che si vuole ottenere. Allora, innanzitutto va chiarito che comunque il datterino è una realtà, ma è una realtà ancora di nicchia, non tutte le industrie hanno questo tipo di interesse. Per chi comunque porta avanti questi prodotti particolari ci sono degli accordi mirati a questo prodotto perché cambiano sia le rese produttive, ovviamente anche il grado zuccherino per cui la valutazione del prodotto e anche l'impegno dell'azienda agricola. Sono prodotti interessanti, io credo che, come ci siamo già detti in altre puntate, il consumatore con l'andare del tempo riconoscerà questo maggior valore. Oggi rimane un prodotto di nicchia. Poi, parlando di qualità del prodotto, mi sembra di dover dire che quest'anno, come diceva Raboni, anche la qualità, nonostante le rese, è stata veramente buona. Generalmente ad una resa alta corrisponde un basso grado BRICS, quest'anno invece sono stati molto allineate le due cose.
Rodolfi, quest'anno con la pandemia come sono andati gli affari per le industrie? Insomma, si è venduto parecchio in termini insomma, di consumi, almeno la gente è stata a casa, si è fatta la pasta, c'è stato più consumo, quindi qual è dal vostro punto di vista insomma, l'andamento del mercato, non solo in Italia per via della pandemia ma anche nel resto del mondo, visto che comunque siete esportatori? Sì, il pomodoro che trasformiamo viene esportato per più del 50%, è un prodotto da sempre molto esportato. Le esportazioni erano in crescita anche negli anni passati. Il mercato interno invece per quel che riguarda i consumi retail era in leggero calo. Quest'anno i dati da gennaio a settembre parlano di aumenti per il mercato interno che sono circa un 10% e per le esportazioni invece di circa un 15%. Quindi sicuramente si sono spostati i consumi perché c'è da tenere presente che esiste anche il canale della ristorazione, il canale Horeca che assorbe circa un terzo del prodotto che noi trasformiamo che invece ha segnato dei dati negativi. Sommando il canale della ristorazione e il canale retail però devo dire che i dati sono positivi per quest'anno. Beh, insomma, ci torniamo sopra, adesso ci fermiamo ancora un po' per la pubblicità e ci ritroviamo qua tra qualche minuto.